Amici di Venezia Channel, siamo al secondo collegamento qui dalle tavole Taurigliane a con Torreggia, Luigi Mariani sempre io, Mario Stramazzo. è sempre lui, sì, siamo sempre noi. Attenti a quei tre, mi raccomando, seguite hashtag attenti a quei tre. Attenti a questo. E siamo dove siamo, Mario? Qui un altro... Siamo nel Monte Zuma, nel senso che la Zuma è in montagna e suo figlio invece è qui che lavora. E cosa sta preparando di buono? Una pasta, prima mi raccontava la storia su questa pasta. Allora, questa è una pasta che prendiamo la farina da Baone, c'è un piccolo mulino che è aperto da poco, quindi farine prodotte nel comune di Baone, macinate a Baone a pietra e poi noi le trafiliamo e facciamo questa pasta. Cavatelli, no? No? Sì, più o meno, li abbiamo chiamati serafini perché la trafila ha la forma di S, quindi... E invece li abbiamo amalgamati con un ragù fatto con prosciutto cotto, pancetta e funghi champignon in bianco senza pomodoro. Avremo da dare a mangiare a tutti? Certamente, sempre. Quindi fino alle 11:30 sicuramente. Certo. Qui Esatto. vi aspettiamo che ci Abbiamo sono per questi tutti. serafini che, ragazzi miei, Spettacolo. è uno spettacolo. Grazie. Complimenti. Grazie. Buona serata. Buonasera. Guarda che onore. Allora il nostro, posso chiamarti Occan Burger? Anche se sei fuori dal lavoro, se sei Di qua che c'è un... Sono Locco da razza. Sei? Locco da razza. Come va? Ti sembra la serata? Siamo ospiti. Ospiti. Sì, sì. Sera. Come clienti. Non è male, cosa dice il No, signore? bellissima, bellissima. Siamo stati anche fortunati che le correnti hanno deviato, per cui è una serata fresca, però asciutta, bella. Sta da Dio. E invece quando è che ci vediamo di nuovo noi? Perché tu c'eri da Ballotta l'ultima volta? No, ci vediamo a Calici di Stelle. Dove? A Cortina o qui? Al Al qua. qua. Perfetto. Anzi, diamo già un appuntamento in diretta ai nostri telespettatori. Quando è? Il 10, 11, 12 agosto. 10, 11, 12 agosto, Calici Stelle ad Arquà Petrarca. Certo. Bene, buona continuazione, buon Grazie. divertimento. Grazie. Arrivederci. Continuiamo il nostro giro. Ci siamo persi un attimo Mario Stramazzo, ma non è un problema. Noi continuiamo in qualche modo a informarvi con questo secondo collegamento di tutte le opportunità che avete qui venendo a Torreglia per le tavole tauregliane con questi posti bellissimi. Naturalmente poi è possibile sedersi nei posti predisposti e degustare tranquillamente quello che avete deciso di scegliere. Quindi continuiamo con il nostro, io vedo là in fondo una postazione molto interessante che tra l'altro conosco benissimo perché è una delle cantine mie preferite, quindi è come dire una recensione da seguire molto positiva. Siamo con la cantina Maeli e qui a rappresentarla questa sera c'è Benedetta. Ciao Benedetta. Ciao Luigi, come stai? Bene, buonasera a tutti. Allora, come va? Benissimo, grazie. C'è un sacco di gente, vedo. Tu cosa hai proposto questa sera? Allora, questa sera abbiamo portato Vedo che hai in mano un degustazione. rosso. Rosso infinito 2015, bianco infinito 2015, che è il nostro fior d'arancio nella versione... Parla più forte Benedetta, che tu hai una voce molto soft, invece dobbiamo molto parlare bassa, forte. va bene. Questo Vai. qui appunto dicevo è il nostro bianco infinito 2015, che quindi è il nostro fior d'arancio nella versione ferma e secca. E poi ho portato il di lì, che è il nostro moscato giallo frizzante metodo ancestrale. Che a me piace tantissimo, per cui ora lo assaggerò, l'ho assaggiato tante volte, ma non Facciamo basta un mai. brindisi Sì, assieme. esatto. Se ci riesco a tirare fuori questo bicchiere, me lo sfili tu, perfetto. Forza, ci siamo. Tu rosso e io con il bianco. rosso, cin cin. Cin. Ragazzi, per chi è in diretta, ci sta seguendo, questa sera non dovete fare altro che venire qui a Torreglia, perché c'è Benedetta, ci sono un sacco di persone simpaticissime, potete degustare le migliori specialità nel campo vitivinicolo, cantine veramente eccezionali come Maeli e tante altre, e naturalmente le specialità culinarie di questi 13 ristoranti, quindi un grande ristorante a cielo aperto
diviso in tanti banchi di assaggio, quindi vi aspettiamo. Grazie ancora Ciao a Benedetta. tutti.